flowers above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be strong. Bravissimo, bravissimo Alberto, ben ritornati con noi. Siete tutti tranquilli seduti a vedere le meraviglie, veramente queste opere d'arte che questa sera vi facciamo vedere, questi merletti di Burano che forse qualcuno si è dimenticato che esistono, ma soprattutto che esiste anche Burano, dobbiamo ricordarlo e dovete andare assolutamente a visitare. Io sto leggendo Conte Marcello del Maino, Fondazione Andriana Marcello, Centro del Merletto di Burano. Nel 1966 veniva riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica la Fondazione Andriana Marcello, Centro del Merletto di Burano, ente morale, voluta dai soci della Scuola Merletti di Burano, società RL, col solo scopo di far risorgere in Burano l'arte inimitabile del merletto, dal quale l'isola lagunare ha tratto rinomanza in tutto il mondo. Si propone di incoraggiare l'arte per conservarne la purezza e lo splendore, cooperando alla istruzione tecnica e artistica per l'avvenimento professionale delle merlettaie, nonché la loro educazione civile e religiosa. La Fondazione possiede gli edifici di proprietà in cui è collocato il Museo del Merletto di Burano e delle collezioni di merletti e arredi e archivio fotografico attinenti all'attività della produzione della storia del merletto di Burano. Conte Marcello, allora l'importanza anche di portare questi artigiani, queste meraviglie del lavoro che abbiamo, questa manualità che abbiamo che tutti ci invidiano, perché qua bisogna avere anche manualità. Quanto è importante anche portare questi artigiani a palazzo? Ma purtroppo Burano è distante un'ora di vaporetto da Venezia. Purtroppo, ha detto. Perché questo limita di molto l'afflusso di turisti. Di tutti i milioni di turisti che passano, pochi vengono a Burano. E quindi di portarli a palazzo, ma io li porterei anche in certi alberghi dove passa anche la gente che possono essere degli acquirenti o delle persone che ti stimolano facendo delle richieste particolari, e quindi è importantissimo questo contatto con il pubblico, perché l'affluenza al museo, ahimè, più di quello non si può pretendere che ci sia. Signora, lei cosa vuole aggiungere? Perché lei ha fatto un corso, lei è andata a palazzo. Sì, siamo stati l'associazione Merlettaie del Merletto. Non so se riuscite, scusi, a inquadrare, intanto sfoglio queste meraviglie, ecco, se riuscite a inquadrarle, intanto sfoglio, intanto che parla la signora. L'associazione è stata invitata tra gli artigiani a palazzo per fare delle dimostrazioni. C'è stata una grossa affluenza, tutti erano interessati, anche ai corsi che stiamo facendo, ma ahimè, come ha detto appunto il Conte Marcello, quando sanno che vengono tenuti nella sede di Burano, casca l'asino, perché la maggior parte che è interessata a questi lavori sono persone che vengono dalla terraferma, da Milano, da Bologna, da altre realtà, e già arrivare a Venezia è un po' problematico,
e dopo da Non Venezia dica a me quel Burano giorno vento e pioggia. e dopo Bufera. arrivare a Burano, e quindi comincia a diventare problematico. Bisognerebbe trovare, non so, magari come dice il Conte, con gli alberghi, di fare dei pacchetti Brava. di vitto, alloggio più il corso, un fine settimana, 2 giorni, 3 giorni. Però è una cosa che proviamo, ma è difficoltosa. Io invece, sa cosa penso? Che non riusciamo a capire la semplicità della cosa. Lei ha parlato di un pacchetto. Noi andiamo in giro per l'Europa, per il mondo, e hanno tutti i pacchetti. Noi altri ne manca sempre un pacchetto. Cioè noi riusciamo a copiare le cose più brutte, le cose più semplici e più belle non riusciamo a copiare. Non vorrà mica dirmi che quelle persone, come dice il conte Marcello del Maino, che vanno su questi alberghi meravigliosi, non abbiano la voglia, anche con un po' di sacrificio, perché le cose belle sono quelle più difficili, sono quelle che ti fanno veramente penare, appunto penare per vedere poi queste meraviglie. Conte Marcello, ma è mai possibile? Non dovrebbe essere impossibile, invece è molto difficile. È molto difficile intanto perché gli alberghi, per gli alberghi sei un intrigo più che un'attrazione, e quindi non è che ti vedono di buon occhio. E poi, avete capito cosa ha detto? Per forza, perché loro hanno i loro bookshop, hanno le loro cose, ma un paio di orecchini fatti dalle signore significano 4 giorni di lavoro. Quanto volete pagarli? Ma i VIPs, questi VIPs che vediamo che spendono questi milioni di euro per alloggiare su questi mega alberghi, cioè vengono a visitare i musei, i vostri musei? Pochi. Pochi. Ecco, avete sentito? Vanno a vedere 2 o 3 musei massimo, Venezia è ricchissima, ma Venezia è un museo, quindi basterebbe camminare per strada. Sì, è un museo, oltre a cielo aperto è anche... sì. Cercando di capire. Cercando di capire qual è il miracolo che Venezia stia in piedi, perché siamo io ritorno impiantati indietro anche qui i disegni, Ma però, Conte Marcello, è vero, però io sono convinta che se facciamo squadra riusciremo a fare un bel pacchetto, alberghi, ristoranti, ma anche bar, qualsiasi cosa, cioè di fare un pacchetto dove dice io vado a visitare Burano, Murano, vado a vedere, perché sono là le meraviglie. Cioè in Piazzale San Marco trovi la cineseria, non è che trovi Burano e Murano a San Marco, trovi il prodotto cinese. Prima diceva un tecnico, ma come si fa a riconoscere l'originale, Daniela, dal falso? Bisognerebbe prendere il merletto e rigirarlo. Quando è girato si vede... Faccia vedere, aspetti che glielo prendo io, aspetta. Prendiamo questo allora. Prego Daniela, faccia vedere come si nota. Sopra ci sono tutte le smerlature. Quando si gira si vedono, sembrano tutti pezzetti ricuciti assieme e non è perfetto il dietro. La cosa cinese è davanti e dietro uguale. Identica. Qui invece il diritto alla tridimensionalità, perché ci sono i grossi, guardi di là. Ci sono i grossi, ci sono le smerlature e dà una tridimensionalità al lavoro. Il dietro è piatto. Non è così praticamente. Come quelli a Così, questo qua è piatto. E lo stesso quelli matti, quelli non... I falsi? I falsi sono piatti davanti e dietro. Cosa può costare un centrino del genere? Guardi, io lavoro per hobby, però mi hanno detto che vale sui 3.500-4.000 euro. Ecco, questo qua, falso, cosa lo possono trovare? Con 200 euro lo porta via. Questo qua è un anno di lavoro. Pensate. Se io dovessi venderlo per vivere un anno, sì, è impensabile. Infatti è sempre stato un prodotto, chiamiamolo di nicchia. Questo qua erano committenze molto aristocratiche. Perché il Conte non è d'accordo? Quel velo che hanno fatto vedere prima
mi hanno detto che ci sono voluti 2 anni per farlo, 17 persone. Pensate. Pensa cosa costa. Ma una cifra incredibile. Conte Marcello, cosa vuole aggiungere che non era d'accordo con la signora Daniela? No, non è che non sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Il problema è sempre lo stesso. È il tempo. Il tempo. Il tempo, il pacchetto, eccetera, possiamo farlo. Ma cosa facciamo? Un pacchetto di 5 anni? No. Che vengono. Ma ci sono persone che anche desiderano non solo impararlo, anche avere un approccio. Certo. Perciò fare un fine settimana, 3 giorni, per vedere che cos'è il merletto. Perché con 3 giorni non impari. Io lavoro da 25 anni e non ho imparato tutto, perché ogni disegno ha il suo problema. Non si comincia da destra a sinistra, uno si comincia dal centro, cioè bisogna incominciare a studiare il disegno, avere in mente bene cosa vuoi fare, perché il lavoro deve essere fatto di spazi pieni e di spazi vuoti. Quello che è gli spazi pieni devono essere punti fissi e punti chiari, cioè il lavoro finito deve essere un'armonia. Sì, perché diventano delle opere d'arte, come abbiamo visto, dei punti, punto Burano piccolissimo, quasi invisibile, di una perfezione unica. Conte Marcello, io vedo che lei sta accarezzando questo attrezzo, proprio lo sta accarezzando. Sì. Ci spiega questo attrezzo? Sì, lo sto accarezzando perché ce l'aveva anche mia madre. Ah, vede che mi sono accorta che lo stava accarezzando. Mi sembra di essere tornato bambino, che era vietatissimo che io lo toccassi. Era vietatissimo. Questo qui è il cuscinello, era fatto con le erbe della barena, della barena, sì, praticamente paglia, attorno ad una parte rigida di legno in cui c'è ricavato, non so deve esserlo, eccolo qua, all'incontrario, dove sei? C'è il cassettino. C'è il cassettino per tenere gli aghi, la forbicina, tutto quello che serve. Ecco. Poi c'è, per tenere, non si può cucire su un cuscinello che è anche morbido, c'è il morello, che è questo bastone qui, che la minaccia è da Rodrigo col morello. Ecco, una volta vedi, i genitori dicevano stai attento perché ho il murello in mano. Più o meno. E dopo c'era la carta, il disegno. Adesso noi abbiamo tutto l'archivio dei disegni antichi della scuola Merletti, che se uno li volesse non è che sono a pagamento le cose, fare una fotocopia come si fa adesso su questa carta oleata qua che scivola bene il filo, si potrebbero fare, quindi non c'è problema di archivio. Il problema delle fotografie è che sono state fatte quando le macchine fotografiche erano a pedali. Perciò pensate. Quindi adesso bisognerà rivedere anche quello. Bene, grazie Conte, siamo riusciti anche a emozionare il Conte Marcello del Marino. Io so che adesso io mi emozionerò, perché Giovanni e Roberto hanno portato una cosa per noi. Cosa è successo allora, Giovanni? Spieghiamo un po', vediamo se riusciamo a far vedere anche le immagini, sono dell'anno scorso, però vogliamo far vedere queste foto per questo rugby della Castellana. Cosa è successo? Intanto quest'anno c'è stata la promozione. Eccoli qua, guardate questi ragazzi, questi giovani ragazzi. Giovanni. Parli tu, parlo io. Hai ragione. Vai Giovanni, ha detto Roberto. Se devo parlare della promozione, come ha detto prima Roberto, è il frutto di un progetto lungo, almeno 7-8 anni. E come aveva detto lui all'inizio, sono tutti ragazzi che io ho avuto la fortuna di avere tra le mani da quando erano 13-14, quando avevano 13-14 anni, e adesso praticamente si è riusciti a raccogliere il frutto di questo lavoro. Quanta emozione, Giovanni? È indescrivibile. Indescrivibile perché, sai, vedi il frutto di magari quel poco che hai dato loro,
I genitori partecipano a questa Molto. promozione, come sono Roberto? Molto, il rugby coinvolge tutta la famiglia. Ecco. Il famoso terzo tempo che si fa nel rugby in realtà è organizzato dai genitori, sono loro che preparano la pasta ai ragazzi quando è finita la partita o l'allenamento. In una società come la nostra si mangia sempre, finito l'allenamento, cioè i ragazzi vengono, si allenano, alla fine Momento conviviale. cenano insieme. Questo fa gruppo, fa squadra, lo promuoviamo, vogliamo che lo facciano perché è importante fare aggregazione. Tutta la nostra attività si basa su quello, non ci sono soldi, i giocatori non sono pagati, lo fanno per passione e quindi l'aggregazione, fare squadra, fare team è fondamentale. Ma allora, questi genitori, una parte di questi genitori, ci sono, la famiglia c'è o non c'è, allora, Roberto? La famiglia secondo me c'è, la famiglia c'è e i ragazzi hanno, delle volte ti stupiscono da quante cose ti danno. Certamente i delinquenti ci sono sempre stati, però secondo me i giovani sono anche sani, ti danno tante cose, ti danno tante soddisfazioni, le famiglie sane seguono i figli ancora adesso, ma bisogna dare fiducia e bisogna creare un ambiente idoneo a loro. E lo sport riesce a fare questo. È fondamentale ecco, in sentite, questo lavoro. Volevo quanto aggiungere Prego Giovanni. che come obiettivo primario del nostro club è quello di creare un ambiente familiare dove che il ragazzo e i genitori si sentano a proprio agio. Ci diciamo che la promozione che abbiamo fatto quest'anno è la punta della piramide che abbiamo costruito. La nostra parte da una base molto ampia dove noi andiamo a reclutare i bambini fin da sotto i 6 anni, perché si comincia da giovanissimi se si vuole. Abbiamo tutte le squadre a partire da sotto i 6 anni fino ai 18 anni e poi anche dopo. Il dopo se viene meglio, però noi lavoriamo la base. E più larga sarà la base, Là diventa la formazione. più larga sarà la base, più il movimento crescerà e più avremo possibilità di fare bene anche sulla punta. Ma la nostra fondamentale è la base, quello è tutto. Ed avere una famiglia sana alle spalle. Ma le famiglie sane ci sono, se il progetto che noi diamo è buono, le famiglie lo seguono e ci sono. E i ragazzi stupiscono dopo, stupiscono quello che danno. Sì. Allora Giovanni, cosa stai facendo in questo momento? Cosa mi stai dando? Niente, come club la Castellana Rugby è venuta a conoscenza della vostra iniziativa e l'ha divulgata presso i propri associati e questo è il piccolo contributo che siamo riusciti a raccogliere. Io ringrazio tantissimo, è arrivata una busta anche questa lunedì, possiamo aprirla? Certo. Io apro sempre le buste, dentro c'è un assegno. Eccolo qua, intestato i veneti schiacciati dalla crisi di 1.000 euro. Io non so come ringraziare tutti, tutta la Castellana Rugby, veramente grazie per questo contributo importantissimo che aiuterà veramente a respirare qualcuno che è in grosse difficoltà, come vedrete dopo il punto di Leopoldo Bottero, l'assegno che abbiamo dato questa settimana. Io dico ancora grazie perché per noi sono gesti molto importanti, perché è un momento veramente difficile per noi che dobbiamo aiutare tante persone, tante famiglie in difficoltà. Perciò adesso andiamo a sentire il punto di Leopoldo Bottero. Buonasera a tutti, spero che abbiate passato una buona Pasqua, una bella festa della liberazione che è anche la festa di San Marco e bentrovati stasera. Benvenuto al conte Umberto Marcello, nobilomo della Serenissima, la cui famiglia è iscritta da oltre 1000 anni nel Libro d'Oro e che per una grandissima tradizione che ha si occupa di cultura e di cultura veneta, perché occuparsi anche dei merletti è importante, oltre delle altre cose che fa. E benvenuti ai ragazzi del rugby di Castellano. Il Castelfranco Rugby è passato in Serie B, questa è una notizia che forse a molti non interessa, ma le persone di Castelfranco, gli amanti del rugby e i veri sportivi la vivono come una bella notizia. Sarà importante l'anno prossimo seguire le trasferte di questa squadra che andrà in tutto il Triveneto, quindi si allargano gli orizzonti. È un risultato meritato perché è frutto del lavoro e del lavoro volontario, perché prima si scherzava passando in Serie B, chissà che stipendio ho detto che daranno agli allenatori, e quello di prima si pagano la benzina per andare da casa al campo di calcio. E diciamo che
il rugby è uno sport che qui da noi è abbastanza seguito, ma non troppo, c'è ancora molto spazio. Il bello di questo sport, per chi non lo sa, è che le tifoserie non litigano, le tifoserie alla fine della partita fanno il terzo tempo e vanno a farsi una pizza e una birra assieme, e questo è molto importante. In certi altri sport non succede ed è male, non è più sport. Vi ringraziamo anche perché nonostante le difficoltà del momento sono riusciti a raccogliere qualcosa e ce lo portano a noi dei Veneti Schiacciati, che abbiamo sempre purtroppo bisogno di soldi. Lo ripeto perché è anche il momento del 5 per 1000 fra un po'. Quindi benvenuti alla squadra di rugby di Castelfranco Veneto che va in Serie B. Benvenuto al Conte Nobiluomo Marcello e buona serata a tutti. Grazie Leopoldo Bottero, a questo punto importante che tutti i lunedì noi facciamo per far capire l'importanza della solidarietà e dove vanno a parare questa associazione che si chiama i Veneti Schiacciati dalla Crisi, che siamo tutti noi, questa grande famiglia che negli anni è cresciuta tantissimo. Ha lasciato posto a Tiziano Spigariol, Giovanni Ciatto, che ringraziamo, perché Tiziano Spigariol è lo storico di tradizioni venete. Io so che tu sei stato al Vinitaly, perché in occasione del Leonardo da Vinci, di parlare di questo Leonardo da Vinci, di questa nostra storia, visto che parliamo di arte e cultura questa sera, tu non potevi mancare. Cosa ci vuoi dire? Cosa ci racconti? Allora, io ringrazio te, ringrazio gli amici di Veneti Schiacciati. Noi siamo andati, noi come associazione Congrega del Tabaro, che compie 20 anni dalla sua fondazione, grazie alla Regione Veneto e al Presidente Zaia siamo andati all'inaugurazione del Vinitaly, stranamente a portare cultura, perché di solito portano bottiglie da vendere, tant'è che la prima domanda che ci hanno fatto, ci hanno detto: ma voi al Vinitaly cosa venite a fare? Ecco, allora la spiegazione è semplicissima ed è questa. Nel More Veneto che abbiamo presentato la scorsa volta che sono stato qui in trasmissione, il calendario dell'antica Serenissima Repubblica, ormai questo è il quinto anno dell'edizione che facciamo noi, c'era in una pagina l'omaggio ai 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. Sì. Leonardo da Vinci, in occasione del suo meraviglioso dipinto Il Cenacolo, l'Ultima Cena, commissionata da Lorenzo da Medici, ha avuto in dono una vigna in Milano. Questa vigna, stranamente per Milano, era di Malvasia. Seconda fase, Leonardo è stato un anno a Venezia, chiamato dal doge Barbarigo, a progettare le difese da terra contro i turchi, una sorta di Mosero verso, in quanto doveva con un marchingegno fare in modo che le acque dell'Isonzo tracimassero e allegassero tutta la pianura in modo tale che non potevano arrivare a Venezia via terra. Venezia, terza fase, tutta la costa veneta, tutta la costa istriana, dalmata, eccetera, fino in Grecia, a Corfù, è produttore di Malvasia. Nota l'evento storico della nave di Querini, Pietro Querini, che doveva andare in Norvegia con un carico di Malvasia, a seguito di un fortunoso naufragio, approdato nelle isole Lofoten, quindi baccalà
Però per chi non capisce, perché c'è anche qualche astemio che magari cosa sia sto Malvasia, che vi intanto è un vino rosso? No, è un vino bianco. Ah, è un vino bianco, ecco, vedo. Si dice nasce da un vitigno rosso, nasce da un vitigno rosso, eccetera, che cosa mi ricordavo del rosso del Malvasia. Ma poi insomma, di Malvasia ce ne sono di diverse tipologie. Ma nella scatola che hai portato nella stasera? Scatola che ho portato la bottiglia che abbiamo fatto in onore a Leonardo da Vinci. Eccola qua. Con la paglia rossa, ma è anche verde, ma è anche gialla, perché Leonardo amava i colori. Abbiamo fatto un piccolo libricino nel quale diciamo un po' spieghiamo un po' questa storia che io ho spiegato a parole, e questa è la bottiglia curiosa nel suo marchio, perché noi l'abbiamo chiamato Marvasia. Marvasia. Come vino da mare. Abbiamo unito queste due cose per dare, diciamo, una nota culturale, eccetera. Nell'etichetta, qui c'è la congrega del Tabaro ovviamente, nell'etichetta c'è il simiotto, cioè il palombaro. Ecco, lo stiamo vedendo appunto nelle immagini che adesso passano nel teleschermo, appunto di questa bottiglia. Conte Marcello, cosa dice di questa iniziativa che hanno avuto di portare la cultura all'interno del Venitoli? Perché sentendo Tiziano Spigariol dice c'era poca cultura e abbiamo cercato di portarla. Trovo fantastica l'idea e fantastico il coraggio, perché il vino è cultura. Il vino è cultura. Ma cominciamo che Gesù Cristo ha preso il vino, esatto, oltre che il pane, e quindi abbiamo Noè sceso dall'arca, ha trovato il vino. Cioè il vino fa parte della vita dell'uomo, bevuto con moderazione ovviamente e non adulterato, si spera. Si spera. E quindi tutti questi recuperi di vitigni che ci stanno facendo da tutte le parti sono fantastici. Le segnalo che in Laguna hanno recuperato dei vitigni delle vecchie monasteri delle isole abbandonate, tra i rovinassi, e fanno, non mi ricordo più, credo che sia Vinsalso, che è curioso, non è che uno se ne ubriachi, anche perché ha un sapore piuttosto sapido, a cui non siamo più forse abituati, però è ottimo. Perciò la cultura del vino è sempre una cultura che va rispettata. Roberto, il vino nel rugby o la birra? Che cultura c'è? Allora, bisogna sfatare un po' un mito. Il mito del rugby e birra bisogna un po' sfaltarlo. Se uno fa sport a livello serio deve bere poca birra e poco vino, non è che può esagerare. Okay. Poi ci sta, quello che ti piace bevi. Sfattiamo un po' il mito che il rugbyista beve 50 birre. No, non è così. Se vuoi fare sport a buon livello non devi bere poco. Perché c'è questa fama del rugbyista che beve la birra. Sta un po' cambiando, soprattutto dove si vuole fare sport in un certo modo. Poi la birra finita la partita uno la può anche bere, però sempre con... Cioè un biring sta insomma fino alla partita. Sì, anche non birini, però voglio dire non stiamo esagerare, ecco, tutto là. Bene, allora quello che noi invece non esageriamo mai è dire che tante persone hanno bisogno del nostro aiuto, e adesso andiamo a vedere l'assegno di questa settimana. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo al Banco Solidale, è mercoledì e siamo con Michele e Roberta, una coppia giovane ancora che purtroppo non ce la fa con questa vita che costa tutto caro. Aveva un lavoro, Michele, importante anche, è crollato tutto con la crisi e sono qua al Banco Solidale. Noi cercheremo di dare una mano perché è una coppia che veramente merita. Allora iniziamo con Michele. Allora, cosa è successo nella tua vita, Michele? Cosa facevi e che attività avevi? Io ho cominciato a lavorare quando avevo 14 anni, per cui ho sempre lavorato nei negozi dove avevo trovato lavoro al tempo, e siamo andati avanti bene qualche anno, insomma, gli anni erano quelli. Poi quando abbiamo pensato di mettere su famiglia, di sposarci, c'erano necessità più importanti, ho detto facciamo un po' il passo più lungo
e abbiamo cominciato a lavorare invece anche oltre che nel negozio, anche lei lavorava in un negozio, e abbiamo cominciato a fare anche un'altra attività a ore perse di restauro immobiliare, costruzione, mettere a posto. Eravate molto giovani e pieni di voglia anche di lavorare e di farvi una bella famiglia. C'erano dei figli da crescere, bisognava darsi da fare e tutto andava bene, c'erano dei buoni risultati, avevamo avuto possibilità anche di dare una mano a molta gente, perché se si fa un'attività non finalizzata solo al fatto di guadagnare fino a se stesso, ma per essere soddisfatti del lavoro che si fa, anche perché negli anni lavorando nei negozi 10 ore al giorno, se non lo fai per la soddisfazione, per i soldi pochi. E il problema è venuto fuori quando abbiamo incontrato, cosa che ormai adesso si sa molto bene, qualcuno all'interno di quella che era un'istituzione per noi veneti, cioè la banca. La banca, uno pensa di essere a casa, protetto, qualche mela marcia, per cui abbiamo trovato chi ha tentato di truffarci, e dato che mio papà mi aveva insegnato ad essere onesto fino all'osso, invece di far finta che andasse bene lo stesso, abbiamo pensato bene di protestare, denunciare nelle opportune sedi, e da quel punto comincia il calvario, perché chiaramente la banca in generale come istituto è autoprotettiva e ha sempre ragione per forza, anche se non è vero, e sa chi ha più tempo di noi altri. Ma noi altri siamo cocciuti e siamo qua ormai da 7 anni che teniamo duro, perché prima o poi avremo soddisfazione dei tolti chi ne ha fatto. Roberta, per te è molto dura, lo so, non è facile, lo capisco benissimo. Però bisogna chiedere aiuto quando bisogna chiederlo e basta, perché io dico sempre che è da vergognarsi a rubare, ma non vergognarsi a chiedere aiuto, perché purtroppo la crisi, i truffatori, che c'erano solo tanti, questi avvoltoi, anche voi che avete trovato, ha portato sì che la vostra famiglia perda tutto quello che aveva. Cosa vuoi dire, Roberta? Voglio dire solo che gli auguro tanto bene, perché ho imparato nella vita che comunque anche a chi ti fa dispetti è meglio augurargli il bene. Mi è crollato il mondo addosso, è stato proprio brutto, però di bello questa cosa ha che ho conosciuto delle persone invece che senza nessuna né parentela né amicizia, niente di tutto questo, ci ha dato una mano, come te, come anche altre persone che abbiamo incontrato nella nostra vicissitudini, sono state molto più caritatevoli e sensibili, più che no parenti, amici che era una vita che frequentavamo e che ci hanno voltato bellamente le spalle. Cosa vuol dire per te arrivare a un banco solidale, Roberta? Avresti mai immaginato? No, sinceramente no. Abbiamo cominciato con i mercatini e va bene, insomma, lo facevamo anche per una voglia di curiosare, però arrivare a questi livelli è ancora molto più che fa male. Perché dico, accidenti, non posso neanche comprargli una maglia a mio figlio. Chiedere un aiuto e sentirsi dire vai da qualcun altro. Non te lo saresti mai aspettato. Allora, quello che non ti aspetti oggi invece, guarda, è l'assegno, perché tutte queste lacrime che scorrono su sto volto, sto tremore che hai, guarda, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, che dà questa coppia bellissima. Io sono sicura che ce la farete, basta un attimo, come dice Michele, saper aspettare, Roberta, saper aspettare e aver fiducia in questo uomo, nei tuoi figli, nella famiglia che tu hai creato, con tanti sforzi, con tanti sacrifici. Bisogna che tu tenga dura e non pensare mai più, neanche minimamente, di fare quelle cose che diventano un assurdo. Quello non credo che arriverei mai più a fare quel tipo di gesto.
perché appunto, come dicevo prima, abbiamo incontrato nella nostra storia anche delle persone molto più umane di quello che mi aspettassi, perché avere un gesto del genere senza aver fatto niente di particolare. Sai cosa si chiama questo? Solidarietà. È una parola magica, tanti la abusano, ma esiste ancora ed è la vera solidarietà, quella che non chiede niente ma aiuta il prossimo che è in difficoltà. Allora io vi ringrazio, adesso voglio però che dia un bel bacio a sto uomo. Eh sì, un bel abbraccio, un bel... sì, ecco, così mi piace. Ecco, lasciamo allora questa coppia, lasciamo che Roberta si rilassi un pochino, perché per lei oggi è stata veramente dura, però ha avuto il coraggio di affrontare anche questo per la sua famiglia. Grazie Roberta, vieni qua che ti do un bel abbraccio, alzati. Eh sì, queste sono le storie che purtroppo io ogni settimana, come avete visto, come vedete, ne ho una. Questa famiglia, grazie a queste sentinelle che io ho, perché io ho le sentinelle, che mi cercano di indicare dove ci sono dei percorsi molto difficili per arrivare in tempo e cercare di aiutare. Roberta per ben 2 volte ha tentato di togliersi la vita, ha detto non aveva più senso niente per me Mirella, avevo perso tutto, non avevo più niente, non ero capace di capire questa cosa. Roberta è molto provata, avete visto il rispetto che cerchiamo di dare a questa coppia, perché stanno facendo ancora un percorso molto difficile, però noi saremo a fianco a questa coppia. Io spero che se qualcuno ha anche un lavoro da offrire a Michele, che è una bravissima persona, guardate, questa è proprio come quelle che sempre abbiamo aiutato, è una coppia veramente che merita, perciò se qualcuno in questo momento mi sta sentendo e ha qualcosa di offrire anche a Roberta, ecco, chiamate Rete Veneta e la Mirella. Allora, Roberto, vedendo, ecco, tu mi hai dato adesso, mi avete dato questo assegno, voi capite dove andiamo a parare tutte le settimane, certo. Faccio vedere perché bisogna avere il coraggio di guardare la realtà in faccia, e la realtà è che nel Veneto ci sono molte persone, famiglie veramente con minori in forte difficoltà. Perciò io ripeto e ancora dico grazie a questo aiuto che anche voi ci avete dato assieme a tutta questa grande famiglia che ci circonda con l'affetto e con la solidarietà, che ci permette almeno di far respirare queste coppie che non avrebbero niente da nessuno, perché questa è la verità. Cosa vuoi dire, Roberto? Sono molto contento di vedere questa solidarietà che fate e anche di vedere che questo piccolo gesto che noi in realtà abbiamo fatto così quasi cioè, senza neanche pensare al bene che poteva fare, invece che va a finire a una famiglia che veramente ha delle grosse difficoltà, e credo che sarà un'esperienza che ripeteremo noi come società sportiva, se possiamo farlo lo faremo, perché vedo che è un bel gesto che soprattutto un gesto che aiuta. Che aiuta molto, perché per noi magari può sembrare pochissimo, ma per la famiglia in difficoltà ti cambia la vita, ti cambia la giornata, cominci a vedere il mondo con un'altra luce e forse esci dal tunnel. E quindi se possiamo rifarlo lo rifaremo volentieri. Daniela, cosa vuoi dire a Roberta che ci sta guardando? Non so che parole si possono dire a delle persone che non si sentono più, cioè fuori. Sei commossa, Daniela? Sì, sì. Sì, veramente. Conte Umberto. Marcello del Maino. Questo è il problema della povertà, c'è. Sì. Quello che è il più drammatico è la povertà vergognosa. Sì. Sono quelli che si vergognano, si nascondono, e non tutti hanno il naso per andare. Una volta c'era la chiesa, ma adesso la chiesa è poco frequentata e quindi anche loro hanno perso gran parte dei radar. Vedo a Venezia delle situazioni, sì, conosciamo delle situazioni, non sono più per fortuna come erano una volta, perché io mi ricordo quando da ragazzini si andava con la Caritas
i pavimenti a pian terreno erano in terra battuta e quindi quando c'era l'acqua alta restava il fango sotto il letto per una settimana, 15 giorni, quindi erano situazioni anche igienico-sanitarie pazzesche, quello non c'è più, però la miseria c'è e a Venezia la vedi di più perché li vedi che vanno, però è difficile trovare la strada per non offenderli, per andare. Bisogna andare molto cauti, molto cauti. Ma molto anche decisi, perché altrimenti... Io ringrazio sempre Conte Marcello di avere uno spazio all'interno della provincia di Treviso, proprio all'interno. Perché? Perché questo spazio dà la possibilità di venire un po' in anonimato. Non sei su un uscio di una chiesa, di una casa, su un marciapiede, ma puoi avere 1000 strade per arrivare al banco solidale, nella più totale privacy. Questa è una cosa che io ringrazio sempre la provincia di Treviso, che mi ha dato questa possibilità di avere questo spazio importante all'interno di questo ente molto importante che era, adesso non so che fine farà, io spero di riuscire a rimanere perché non si sa che fine faranno le province, però che dà la dignità anche alle persone che vengono a ritirare questa borsa della spesa, questi indumenti, questi vestiti. Ecco, quanto importante è dare dignità alle persone, Conte Marcello? È la prima necessità, che uno possa avere rispetto di se stesso, perché altrimenti se crolla anche quello rimane poco. Quindi non riesco a trovare la parola, ma dico, ma il trattare da pari a pari con queste persone, cioè cuore a cuore, occhi negli occhi, eccetera, è il primo passo, perché loro oramai sono poveri anche di contatti. Però, Conte Marcello, è vero quello che si dice, va bene che è soggettivo, ma che i ricchi fanno poca beneficenza. Dicono a parole, ma dopo nei fatti non c'è tutta questa beneficenza che potrebbero fare e dare. Allora, distingo tante cose. Ci sono un sacco di persone che, anche se non sono ricchissime, ma possono, fanno di tutto, dal mantenere gli studi di qualcheduno, a dare da mangiare a qualchedun altro, a trovare la casa. C'è un sacco di gente che si dà da fare. Certo che i bisogni sono infiniti, perché stiamo aumentando di popolazione, ma la ricchezza rimane nella solita piramide, per cui la base è sempre più grande, e per quanto piova giù, e ci sono sicuramente dei tesori nascosti, nel senso che chi ha investito in lingotti d'oro, questo non crea ricchezza ovviamente, ma chi ha investito eccetera ha ricchezza, e da quello che mi risulta ne viene fuori abbastanza, cioè non abbastanza, ne viene fuori parecchia, non abbastanza. Ecco, ne viene fuori parecchia, non abbastanza. Tiziano, cosa dici a queste parole del Conte Marcello? Dico che è fantastico, ma sapevo che era un uomo fantastico. Condivido perfettamente l'analisi che ha fatto, so anch'io di tante situazioni di persone benestanti che fanno davvero del bene e non lo dicono, e anche questo, diciamo, è un grosso pregio. Alle persone invece che sono in difficoltà dico: tenete duro, non mollate, fate finta che il ponte non ci sia e quindi non sia l'occasione per buttarvi di sotto. Però c'è da fare un'altra riflessione, secondo me, sociale, su coloro che in qualche modo, e sono diverse le modalità,
perché diversi sono gli aspetti che li hanno condotti e li conducono e li hanno preparati, diciamo, a queste situazioni, a chi ha contribuito e determinato che queste persone finissero nell'indigenza. Beh, insomma, io dico a tutti quelli che possono pensare e agire, pensiamoci. Pensiamoci. Daniela, adesso che si è ripresa, cosa vuole dire? Cioè, cos'è la povertà nel 2019 per lei? Ma io, ti dico la verità, non so giudicare, perché ho passato anch'io, come tanti, dei momenti non troppo felici. Però io mi sono sempre rimboccata le maniche, non mi sono mai pianto addosso. Io, se c'era anche da andare a fare le pulizie, sarei andata a fare le pulizie. Ho un carattere piuttosto duro, però so che ci sono persone che hanno altri caratteri e si abbattono alla prima contrarietà. E da seguirli, aiutarli non solo economicamente, anche in altro modo, star vicini, aiutarli, non saprei dire il vero. Comunque aiutarli è la parola che esce dalle persone, ecco, sì, aiutare queste persone in difficoltà. Conte Marcello, secondo lei si potrebbe fare un passo in più, nel senso di veramente trovare il lavoro, perché è il lavoro che dà dignità a queste persone, lavoro che manca, eppure ce ne sarebbe tanto da fare. Pensiamo anche appunto a tenere aperte queste meraviglie che abbiamo, che sono sempre chiuse o poco aperte, le chiese, i musei, abbiamo le file che vengono a vederci, noi non riusciamo a capire che dobbiamo aprirci sempre di più, e non solo il sabato e la domenica. Abbiamo dei borghi meravigliosi dove è sempre chiuso, è tutto chiuso, ma perché non c'è il personale, perché non troviamo. Ma è mai possibile che in questo territorio meraviglioso facciamo fatica a capire che basta aprire le porte e lavoro ce n'è per tutti, basta vedere come siamo presi? Qui faccio un discorso, cioè il discorso è che il costo fisso, il posto fisso, metà se lo prende chi fa il lavoro, l'altra metà, tra pensioni, stati, previdenze, questo e quell'altro, va di là. Quindi è difficile che uno, poi se il posto diventa fisso e ci sono tutte le varie scadenze, è difficile che uno che non abbia una solidità e un progetto a lungo termine prenda una persona fissa. Purtroppo in questo momento in cui l'economia è un po' ballerina, purtroppo nel Trevigiano l'abbiamo visto, che sembrava l'Eldorado d'Italia. Il famoso Nord-Est. Il mitico Nord-Est, che però ha avuto anche lui la sua crisi. E quindi prima di rialzarsi ci vorrà un attimo di tempo, però vedo che ci sono dei fermenti, vedo ecco, che c'è c'è un buon profumo secondo lei? Secondo me sì. C'è un buon profumo di primavera, dice il Conte. Un accenno di profumo. Un accenno di profumo. Allora guardiamo quel fiore là che non è profumato, però dà la sensazione sì, di avere questo accenno di profumo. Il Banco Solidale. Sto mettendo a posto tutti i librettini da bambini, dei belli racconti, adesso quando saranno finite le scuole, se vogliono leggere un po' qualche bel libretto. Avevamo tanti bei libretti, tanti topolini, tante belle cosette e sono andate via tutte, adesso però è rimasto ancora belle cose. Se vogliono leggere, che le fa molto bene leggere. Ma se qualcuno ha dei libri a casa li può portare, libri appunto per ragazzi? Sì, sono libri buoni per ragazzi, di romanzetti, roba di avventura, i ragazzi amano l'avventura, no? Sì, penso di sì. Qua c'è qualcosa di bellino. Ce n'è un po' per tutti i gusti? Sì, ce n'è un po' di storiette qui, vedi il vagabondo, poi c'è qualcuno che ha anche dentro la cassettina,
questo qua dell'antico Egitto, cose che magari ai bambini piace. E poi c'è, se vogliono, delle enciclopedie, qua guarda, adesso non usano più perché usano i computer, però se hanno qualche ricerca da fare penso che possono essere utili. Abbiamo moltissimi libri, tanti li ho portati anch'io, tanti ce li hanno regalati, abbiamo enciclopedie, abbiamo romanzi di avventure, abbiamo romanzi storici, abbiamo di tutto. La gente li prende 3 alla volta, se vogliono se li tengono a casa, se non hanno posto ce li riportano. E noi abbiamo una grande libreria e ne abbiamo anche poi abbiamo anche quelli d'amore. Guardi, queste sono tutte tipo Liala, robe così. Ma se qualcuno ne ha a casa li può portare? Sì, certamente, perché noi li dispensiamo in continuazione, quindi se qualcuno ha libri in più che li impicciano, li può portare qua, noi li accettiamo ben volentieri. Calma, perché le mie volontarie sono brave a parole. Dopo, quando non sanno più dove mettere la roba, chiamano la Mirella e dicono: cosa facciamo adesso, Mirella, che non ci sta più niente? Per cortesia andate piano con i libri, perché io so che dopo arrivate con le macchine piene di libri, perché tutti nelle case hanno tanti libri. Ecco, sembra che una cosa incredibile, però io vi posso assicurare che ogni volta che qualcuno arriva posso portare dei libri. Ma io mi domando, ma il libro non è una cosa sacra, Conte, che non dovrebbe mai essere data, ma conservata? Lo dica a noi, sì, che abbiamo una biblioteca del 1700 con 20.000 titoli. Pensate. Che è vincolata tutta quanta, ma che appunto abbiamo un culto per il libro. Il libro però è veramente intrigante, perché dopo un po' non sai più dove metterlo e si accumula. E la quantità di libri adesso, una volta era meno, ne costavano di più forse, se ne leggevano forse anche di meno. Adesso con la storia che con pochi euro ne metti uno, lo metti in tasca, per cui anche quando sei fermo al bar a prendere un caffè ti leggi il libro, la casa si riempie, purtroppo. Purtroppo è così. Alberto, secondo te c'è poca voglia di leggere, oppure andate più appunto su internet, leggete più su internet, avete sempre voglia di leggere? So che tu vuoi anche ringraziare l'associazione che ti ha portato qui questa sera. Prego, Alberto. Assolutamente. Beh, allora parto intanto con ringraziare l'associazione La Musica di Angela per l'opportunità che mi è stata data. Ecco, io sono uno dei finalisti del concorso Canoro che è stato fatto un mesetto fa a Zero Branco, e inoltre volevo, l'opportunità che ci viene data, spero in qualche modo di ricambiarla nel tempo, in vari modi, insomma. E sono bravi sti ragazzi, dai, stai parlando veramente bene, bravo Alberto, bravo. Prima con Franco si parlava di cultura, ecco, secondo me... Franco Dell'Anna. Sì, esatto. Secondo me, allora, leggere non a tutti piace. Ci sono persone bravissime, magari anche molto preparate, però magari non gli piace leggere. Tuttavia c'è una piccola penalizzazione, nel senso che il libro talvolta non è così interessante come altre attività che magari giovani o anche bambini piccoli ritengono, insomma, più attrattive. Ma l'ultimo libro che hai letto tu qual è stato? Io sto leggendo un libro che si chiama Lean Thinking, è un libro sull'industria, parla di industria 4.0, di snellezza, perché sono appassionato di queste cose. Non c'entra tanto comunque con... Però secondo te i ragazzi leggono o leggono poco e male? Non si legge tanto. Non si legge tanto. Ci sono persone che amano leggere e lo fanno. Non è facile essere coinvolgenti con un libro, bisogna avere delle doti particolari,
questo è un po' a discapito. Secondo me non è... Ci sono tante persone che leggono, che conosco, perciò secondo me non siamo proprio malaccio. Malaccio, non siamo malino ma non malaccio. Esatto, sì. Tiziano Spigariol, per te è tempo che i ragazzi leggono poco, come li vedi tu questi ragazzi? Tu amante delle tradizioni venete, so che hai scritto anche tanti libri. La sacralità del libro è andata abbastanza perduta. Se adesso mi metto a parlare del profumo della carta, del colore, dell'ingiallitura, a 8 puntate. Sono un vecchio visionario che è fuori moda completamente, eccetera. Quest'epoca è un'epoca dove la gente va di corsa, no? E il libro è una di quelle cose che è stata un po' trascurata. Ecco. Roberto? Siamo in chiusura, cosa vuoi dire? Che trovare il tempo per leggere delle volte sia difficile, ma credo che la cultura possa arrivare da molte fonti, anche da una buona conversazione, da un buon film, da un viaggio, quindi la cultura si può assorbire da tante parti. Se uno ha la fortuna del tempo e gli piace leggere, ben venga, credo. E credo che anche il libro non deve essere tenuto per se stessi, ma se è un buon libro deve essere condiviso, perché quello che hai imparato tu lo può imparare anche qualcun altro. E magari un domani con una buona conversazione lo trasmetterà anche a quello che non legge. Io la vedo così dopo. Daniela? Per me il libro, che per me è una cosa, non dico sacra, ma quasi. Mi è pianto il cuore 2 anni fa che ho dovuto votare la casa di mio papà, ha buttato via 12 scatoloni di libri con la copertina. E regalarli a qualcuno, Daniela? Ho chiesto, nessuno li voleva. Li ha voluti. Ecco. E cosa devo fare? C'ho spazio? Ma io non so. Io a casa mia, solo di libri miei, di roba di Merletto di ricamo, ho 350 titoli. Poi abbiamo 1, 2, 3, 4 librerie, una è quasi tutti i libri su Venezia. Poi ci sono i libri del fai da te. Poi i romanzi, quelli che invece leggo, li metto da parte perché quando l'ho letto lo porto giù in parrocchia quando fanno il mercatino e li riciclano. E li compro anche lì, però non è che leggo molto, io leggo perché sono costretta ad andare a Burano al museo e leggo andando, sono 40 minuti solo di vaporetto là, più un altro quarto d'ora da casa. A cosa serve anche il vaporetto? A far leggere, Daniela, vede? Sì. Anche questo tragitto che si fa lungo, delle volte magari noioso, se tu hai un buon libro non ti accorgi di fare il tragitto. Neanche di essere arrivata. Allora, pochi secondi, Conte Marcello, Umberto Marcello del Maino, con quale parole ci vuole lasciare questa sera? Allora, soddisfazione di aver incontrato lei Grazie. A cominciare dal giovane musicista Alberto De Cesaro. Tutte persone che hanno una visione, quella che io definisco sana, cioè concreta, aderente a quella che è la realtà, e questo è di grande conforto. Grazie. Perché la televisione qualche volta sembra che sia tutto finto. Invece siamo proprio veri, questa sera siamo proprio veri. È proprio tutto vero. Grazie Conte Umberto Marcello del Maino, io ringrazio tutti i nostri ospiti. Alberto, con quale canzone chiudi questa serata? Allora, chiudiamo questa serata con una canzone che si chiama Superstition di Stevie Wonder del 1972, è una canzone contro la superstizione, ecco. E alla fine le scelte che noi facciamo non avvengono per caso, perché passiamo sotto una scala e allora il mondo va in pezzi. Alla fine la scelta è sempre la vita, non dobbiamo credere in cose un po' bizzarre, ecco, questo è. Allora io ringrazio Giovanni Ciatto, Roberto Candiotto, Tiziano Spigarioli, il Conte Umberto Marcello del Maino, Daniela Novelli, Alberto De Cesaro, la famiglia dell'Anna che ha permesso a Mirella di conoscere questi bravissimi ragazzi, e noi vi salutiamo con questa bellissima canzone. E avete visto che puntata questa sera, i Merletti di Burano, andate a visitare.
bag. 7 years of bad luck, good things in the past. When you believe in things that you don't understand, you suffer. Superstition in a way, a very superstition. Wash your face in pain, read me out a problem, get all that you can. Keep me in a daydream, keep me going strong. You don't wanna see me, sad is my song. When you believe in things that you don't understand and you suffer, a superstition in a way. La musica di Angela, grazie alla regia, a tutti i tecnici, a domani mattina, buonanotte, ciao!